Quella che si sta consumando attorno a Superjet International non è solo una crisi aziendale, è lo specchio di un fallimento politico e istituzionale che rischia di cancellare nel silenzio una realtà industriale strategica e 110 posti di lavoro altamente qualificati. La sintesi è del segretario generale della Wilm di Venezia, Diego Banisson. Davanti ai cancelli della Leonardo di Tessera, i lavoratori di Superjet e i colleghi di Leonardo si sono riuniti in assemblea per quella che appare quasi come l'ultima chiamata per salvare un'azienda in salute bloccata da circostanze che nulla hanno a che fare col mercato. A parte un 10% di Leonardo, infatti, il 90% di Superjet controllato da una multinazionale russa è stato congelato nell'ambito delle sanzioni a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Per effetto della guerra, per effetto del congelamento delle attività e delle sanzioni che sono state applicate, insomma, noi ad oggi, dal febbraio del 2022, abbiamo le attività congelate. Congelate al punto che a oggi incomincia a mancare anche le risorse economiche per pagare gli stipendi, ma soprattutto non abbiamo una certezza sulla continuità produttiva di questa azienda. Superjet è un'azienda ad alta tecnologia aerospaziale con un personale ad alta competenza. C'è addirittura un progetto di rilancio da centinaia di milioni di euro arrivata dagli Emirati Arabi con prospettive di un robusto aumento di personale, ma dal Ministero dell'Economia e della Finanza, dicono i sindacati, arrivano risposte vaghe e poco rassicuranti. La politica qua sta rinunciando a un progetto industriale che prevederebbe la crescita di Superjet fino a 500 persone, quindi in un territorio che sta lentamente depauperando quello che è insomma, anche la manifattura, stiamo rinunciando ad avere come si dice, un investimento così importante sul territorio. È paradossale che in una situazione come questa, dove abbiamo un progetto industriale di rilancio che potrebbe generare occupazione, competenze, strategicità nel territorio, non si riesca a rilanciare un'azienda. È la prima volta dal dopoguerra che avviene che chiudiamo un'azienda per motivi geopolitici. I sindacati chiedono ancora una volta un intervento immediato del governo e di Leonardo. Ad agosto non si potrà più neanche pagare gli stipendi ai dipendenti. Ci lasciano intendere che c'è tutta la volontà, insomma, di lasciare andare questa azienda verso il suo destino, cioè verso la chiusura, e noi lo riteniamo inaccettabile. Se non troviamo una risposta dopo l'assemblea pubblica che abbiamo fatto oggi, sicuramente ci organizzeremo per andare al Ministero dell'Economia e delle Finanze a chiedere delle risposte. Chiediamo anche a Leonardo di venire al tavolo perché, ripeto, Leonardo è un attore fondamentale, al 10% all'interno di questa società e fino ad oggi Leonardo insomma, ha girato la testa dall'altra parte.